e il leone è il simbolo del Veneto, il simbolo della bandiera del nostro gonfalone veneto. Non credo assolutamente sia proprio un gesto politico. Qualcuno se lo vuole strumentalizzare, certamente non il sottoscritto. Quello che a me dà molto fastidio è il fatto che continuiamo ad avere attacchi sul patrimonio comunale, quindi delle spese continue in altre occasioni, altre cose. Quindi saremo alla ricerca di chi è stato l'autore di questo e verrà condannato sia penalmente sia moralmente. Dovrebbe durare ancora per poco tempo, secondo la polizia locale dei Castelli, l'anonimato dell'uomo responsabile del grave atto vandalico perpetrato contro la statua del leone alato di San Marco, collocato al centro della rotatoria di Viale Europa a Montecchio Maggiore. Un gesto che verrà punito, assicura il neo primo cittadino, una certezza come l'esatto momento in cui è stato compiuto, l'1:37 della notte tra giovedì e venerdì. A testimoniarlo le numerose telecamere puntate sulla zona che hanno documentato le esatte modalità eseguite dal vandalo. L'uomo ha raggiunto a piedi la rotatoria provenendo da via Veronese, ha scagliato un solo sasso contro un'ala della statua che, staccandosi e cadendo, ha tranciato anche la coda del leone marciano. In pochi secondi il responsabile è poi fuggito in via dei Carpani. Quando verrà identificato per l'uomo, il sindaco ha già in mente un'idea sul come punire il responsabile e chiunque intenda seguire il suo esempio. Le indagini al momento sono ancora in corso, abbiamo diverse piste che stiamo seguendo e siamo fiduciosi. Farò fare dei lavori che sono socialmente utili, che si renda conto cosa vuol dire il patrimonio e cosa vuol dire tenere. Questa cosa sicuramente, se ho dei mezzi, la farò. Come ho intenzione anche di regolamentare questo tipo di azione nel momento che troviamo dei ragazzi o delle persone anche di una certa età balorda che fanno questo tipo di attività. Questa è una roba ferma, l'ho detto in campagna elettorale, la sicurezza, il decoro, e quindi stiamo partendo anche su questo discorso. Sarà nostro compito tutelare quello che è tutto il patrimonio del nostro comune.